Eder. Mech. Pallister. Hanno ritrovato Liliana, avete visto? Speravate che fossi morto io, eh? Invece eccomi qua. Visintin ha un carattere predominante in generale, ma soprattutto su di Liliana. Lui decide su tutto tendendo ad imporsi sia su di lei che sugli altri. Arturo, l'amico della Carnio, lo scorso 13 dicembre, mi ha raccontato che Visintin e la Resinovic avevano partecipato ad una cena assieme ad altre persone che conosco, Adriana ed Enzo. In questa occasione Sebastiano Visintin aveva attaccato verbalmente Adriana creando tensioni con la moglie. Ripercorrendo gli accadimenti del 14 dicembre ho appreso della scomparsa di Liliana dal mio compagno, Nasti Salvatore, e da lui ho anche saputo della relazione tra Sterpin e Liliana Resinovic. Con la scusa della consegna di un regalo, avevo invitato Liliana nella mia abitazione ricevendo invece una telefonata da parte del Visintin che mi invitava, insieme a Nasti, a recarmi a casa sua. Giunti sul posto abbiamo appreso da Sebastiano che la Resinovic non era rincasata ed aveva lasciato i cellulari a casa. Ho chiesto al Visintin se tra i due fosse successo qualcosa, ma lui mi ha risposto che non era accaduto nulla. Siamo quindi tornati a casa ricevendo alle ore 21:46 una telefonata da parte del Visintin che ci chiedeva di essere accompagnato in questura per denunciare la scomparsa della moglie. Solamente la sera del 23 dicembre, Visintin si è recato a casa mia raccontandoci che la polizia aveva rinvenuto nell'armadio della camera da letto la borsetta di Liliana con dentro i suoi documenti, il portafoglio e i suoi effetti personali. Nei giorni scorsi, confrontandomi con un'amica in comune di nome Grassi Laura, mi veniva detto che Liliana e Sebastiano sono una coppia aperta, che da almeno una decina di anni lui ha dei problemi a livello sessuale. A queste parole io mi sono ricordata che la Resinovic, tempo addietro, mi aveva raccontato che nel corso di una mattinata si sarebbe dovuta incontrare per un caffè con un amico di vecchia data, persona che secondo Sterpin era Fulvio Covalero. Per dire. Ieri l'albergatrice ha raccontato nuovamente l'episodio che vi ho proposto io domenica, quello in cui Sebastiano la chiama da un posto sperduto simulando di aver avuto un guasto all'auto. Circa un mese dopo mando il messaggio in cui lui mi chiama e mi dice che è fermo con la macchina sotto il ponte e dopo mi ha mandato anche le foto che ha combinato eccetera, che gli è morta la macchina e chiede a me di andare a prenderlo e io sinceramente avevo preso un po' di paura perché ho detto questa è una scusa e non ci vado. Mia figlia non era a casa e lui torna a chiamare e ha detto guarda non so come aiutarti, mi ha detto ma non ho il traino eccetera e lui con queste chiamate in insistenza, più chiamava con insistenza più io ero agitata. Ho mandato un mio amico che ha autotrasportatore e gli chiedo fammi una cortesia, c'è una persona sotto il ponte, non è che riusciresti ad andare a tirarlo, trainarlo? Questo mio amico dopo mi richiama e mi dice ma cosa mi hai mandato a fare? Sono arrivato lì, tuo amico era seduto sulla staccionata lì e quando mio amico è arrivato per trainarlo lui è entrato in macchina, ha acceso la macchina e la macchina è partita, cioè non ha avuto bisogno di assistenza o di trainarlo eccetera. Cioè lei adesso dopo 2 anni e mezzo viene fuori con queste storie? Perché c'era una scadenza per dire la verità, sono scaduti i termini, siamo in prescrizione. Cosa cambia, scusa? Cioè, qual è il problema?
E beh, Sebastiano, attiri una donna con cui hai litigato in un posto sperduto simulando un guasto che non hai, viene da pensare male. Questa macchina com'è che poi si è accesa? Hai chiamato l'ACI? Mi ha trainato. Questo amico, sì, io ho chiesto perché non mi prendeva la macchina, l'ho parcheggiato lì a qualche centinaia di metri, ho telefonato, lei mi ha mandato un signore, mi ha trainato, ho preso subito e sono andato, ho sistemato. Questa persona testimonia che tu te ne sei andato autonomamente, anche un tuo messaggio testimonia che hai acceso la macchina autonomamente. Quindi invece adesso ti stai inventando che ti ha trainato. Sì, mi ha trainato, sì. Lei si è autosuggestionata un po' dalle sue idee, dal suo modo di pensare, un po' trascinata un po' dalle trasmissioni, quello e quell'altro, si è fatta una sua idea. Di conseguenza nei miei confronti ha avuto mi ha attaccato dicendomi alcune cose che comunque io a un certo punto dai, per favore, dai, facciamoci ridere, dai. Sono tutte fregnacce. Quando sono arrivato lui stava seduto sulla staccionata, ha acceso l'auto e se n'è andato. Poi ha mandato un messaggio, ha detto che era andata giù la batteria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.